Presidente Tesserin, in un momento in cui soffia forte il vento dell'antipolitica, quanto è importante formare le generazioni del futuro, gli amministratori veneti del futuro? È essenziale. Viviamo nel massimo della capacità di comunicazione, con i sistemi di oggi e di ieri molto accentuati, e il pericolo che i mezzi acconsentono è che tutti dicano di più e di meno il vero e il falso, mescolando il tutto. E quindi è importantissimo avere la possibilità di usare questi mezzi che la tecnologia moderna mette a disposizione di tutti noi per cercare di essere obiettivi. E l'unica maniera è fare formazione. Il dato dell'antipolitica a cui stiamo assistendo è un dato che ha delle motivazioni, nelle misure in cui la difficoltà delle forze politiche di interpretare i nuovi bisogni della società si riscontrano, è comprensibile una forma di dissenso. Però bisogna cercare di spiegare, in particolare ai giovani, che la risposta non è lo sfascio, la risposta è la capacità di individuare delle formule alternative, purché questo avvenga nel rispetto della democrazia e del mantenimento della libertà. Sapendo che amministrare, perché questo è il problema che abbiamo davanti, non è solo far politica. Amministrare vuol dire avere una professionalità che serve a far quadrare i bilanci, a ottenere l'eliminazione degli sprechi per puntare all'efficienza e all'efficacia, far comprendere alla società che i crescenti bisogni vanno contemperati con le risorse a disposizione. E questo è possibile se si fa formazione politica, facendo comprendere che la politica non è una brutta cosa. La politica è una delle professioni più nobili se si fa nel modo dovuto, e serve a se stessi e serve alla collettività. Ecco perché io credo che oggi impegnarsi a fare formazione politica sia una necessità più importante di ieri. E stasera lei tratterà il tema dei temi, statuto, federalismo, ecco, concetti importanti che sono arrivati appunto in un momento di forte crisi per la politica. Cosa si può fare per comunicare quanto è avvenuto in questo ultimo anno in regione del Veneto? Cosa si deve fare? Ma dirò con una battuta quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo in questa ultima settimana, coda di quella precedente, licenziato il nuovo piano sociosanitario. Eravamo fermi al vecchio da 16 anni. Con il vecchio regolamento, che era frutto del vecchio statuto, noi questo non l'avremmo mai fatto. Se siamo riusciti a licenziare in 4 giorni di consiglio un documento così importante per la società, lo dobbiamo aver fatto il nuovo statuto e a seguito di questo il nuovo regolamento. Lo dico in una battuta perché è più facile che i cittadini comprendano i problemi di attinenza diretta che riguardano la vita di tutti i giorni. Lo statuto è un documento che fissa le regole per arrivare a questo, quindi è meno facilmente intelligibile dalla collettività, e questo è lo sforzo che noi cerchiamo di fare, che faremo con tutte le scuole, far comprendere che così come è importante la Costituzione nazionale, così è altrettanto importante la Carta Costituente del Veneto per tutto quello che contiene. L'incontro di oggi è per riflettere di questo nuovo statuto, parametrarlo quello che avevamo fatto nel 1970 e leggere il percorso di questa nostra regione in una situazione così difficile come quella che stiamo attraversando, ma così carica di significati positivi e negativi che sono sviluppati in questi 42 anni. Il Veneto è diventato una regione importantissima nella realtà nazionale e nella realtà internazionale. Bisogna che abbia l'opportunità e la possibilità di rimanere una regione importantissima. Questo oggi viene messo in discussione, e quello che noi dobbiamo fare, operando correttamente bene, è di rimanere il Veneto che ha saputo conquistarsi per il lavoro, la fatica, l'ingegno, la novità della nostra gente. Non è l'istituzione regione che ha fatto diventare grande il Veneto, sono i veneti che hanno saputo far diventare grande il Veneto, e noi dobbiamo saperli interpretare e dare a questi veneti la opportunità e la possibilità di ridimostrare anche domani quello che sanno fare, perché lo hanno saputo fare e sapranno farlo anche domani.